C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io. Al Museo di Santa Giulia potete ammirare anche un frammento di pavimento in opus sectile, pensate, del I secolo d.C. Restate qui dopo che abbiamo il nostro gioco in dialetto. Durante gli scavi del 1992 sul lato orientale di piazza Tebaldo Brusato, a sud del decumano via Cattaneo via Alberto Mario, fu rinvenuta un'ampia domus con cortile lastricato, sogne in marmo e molti vani con pavimenti a mosaico. Il frammento in opus sectile apparteneva probabilmente a un vano di rappresentanza. Presenta preziose formelle in marmo che compongono uno schema grandi dodecagoni con esagono centrale in ardesia, rettangoli e piccoli triangoli in marmo grigio, rosa e nero. Di nuovo qui sentite il proverbio di oggi: se la te ha be, taset balos, se la te ha mal, taset bambos. Caro Mario, se la ta ha be, taset balos, se la ta ha mal, taset bambos. Che significa? Va bene, sei un furbetto, se ti va male sei uno stupidotto, un bamboccio. Ma no, È vero, perché è vero, perché? molte ragioni perché ti possono andare male, a volte basta solo la fortuna perché ti vada bene, quindi E quindi non c'entra. conta sempre l'impegno, dai, l'impegno che uno ci mette. Sophie, la signora Sophie dal Belgio insegna educazione e noi vogliamo che lei si fermi qui. Ma quale educazione? Tutta l'educazione. L'educazione fisica, Ah, l'educazione fisica. sì, per le studenti educatori. Bene, bello, impegnativo, dà soddisfazione, è contenta di questo? Are you happy? Sì, molto, 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 va bene, sì. Fisico non è che ce l'ho, vabbè, mi applico di più col dialetto. Provi un po' a leggere, anzi ci applichi lei. Se la te ha. Beta set palos, se la te amalta set bambos? In Belgio ci sono i balos No, e i bambos? no. Allora andiamo a vivere in Belgio. La signora Loredana, la signora Elsa e il posteriore di Leo. Leo, mettiti a favore di telecamera però, Leo. Se poi un giorno vorrai fare i concorsi, mazza quanto mi fa paura Leo, mi ha buttato giù una baiata poco fa. Allora, Elsa, se la te ha be, taset balos o baloso. Leo, buono. Se la te ha mal, taset bambos, buono Leo. Che significa? Se ti va bene, sei stupido, boh. Balos. No, non stupido, vabbè. Se ti va male, sei un bamboccio. A lei, signora Elsa, va bene o va male? Va bene, sempre bene. Se la te ha beta, se balos, se la te ha malta, se bambos. Non lo dico io, lo diceva il proverbio di oggi. Se ti va bene sei furbo, sei scaltro, sei sgamato, come dicono i ragazzi di oggi. Se invece ti va male sei un po', come dire, sciocco. Questo abbiamo imparato. Grazie per essere stati con noi. Parola ai nostri ragazzi per le interrogazioni. Ciao Marco, chi è il frere? Chi è il frere? Boh, È il frere, è una professione. Che lavoro fa è il frere? Beh, se non riesci ad aprire il cancello di casa tua, lo chiameresti il frere? boh. È il fabbro. Ah,